allora, com'è andato questo test? Un po' così particolare con la sospensione? Ma sì, vabbè, l'importante è rimanere concentrati, avevamo bisogno di una risposta dopo Roma e secondo me c'è stata, siamo consapevoli che c'è ancora tanto da lavorare, ancora tanti errori, però inizia a venire fuori il gioco che vuole Umbe e sicuramente abbiamo bisogno di fiducia e la riportiamo sicuramente da lunedì e pronti a preparare la prossima amichevole e mettendo un tassello dopo l'altro per arrivare pronti alla fine del campionato. Un test in progressione, diciamo così, una serie di test importanti, adesso c'è il Viadana. Beh, sicuramente è una squadra tosta, 2 anni che arriva in finale, è una squadra competitiva, lì sicuramente si alzerà l'asticella, dovremo farci trovare pronti e sarà un buon test anche per noi a livello fisico, a livello di attitudine. Giochiamo in casa, quindi sicuramente la squadra risponderà bene. Come li vedi sti giovani? Devo dire che sono giovani predisposti al lavoro, siamo contenti a livello di attitudine, c'è anche tanta qualità, l'importante è avere fiducia sui propri mezzi e lavorare con umiltà a testa bassa, come ho sempre detto, soprattutto ai tre quarti, e sono sicuro che in qualche modo ci toglieremo qualche soddisfazione. Te come stai? Bene dai, abbiamo fatto un pre-season tosto, siamo allenati anche la mattina presto, però so che questo lavoro duro i primi mesi ce lo portiamo avanti per tutta la stagione, ormai è 4 anni che abbiamo la serie come preparatrice. La Serena si fa sentire. Sì, però alla fine è una cosa che ti porta avanti tutti i mesi, quindi serve lavorare duro adesso per vivere di rendita i prossimi mesi. Si tratta di preparare bene queste partite anche in vista di una Coppa Italia che inizia veramente dura. Sì, sicuramente ci aspetta 2 partite importanti. Intanto pensiamo a Viadana in casa, aumentiamo le nostre certezze, mettiamo dei tasselli e cerchiamo di arrivare pronti a quelle partite là. Da iniziare un campionato in maniera diversa dalla scorsa stagione, no? Si spera sicuramente, non nascondo che è subito un test importante da loro, ma cercheremo di farci trovare pronti con da giocarci le nostre carte. Tanti ragazzi per mid player con la Benetton. Sì, ne abbiamo parecchi, però ormai siamo abituati. E dobbiamo fargli trovare un ambiente pronto ad accoglierli, a metterli subito nel gioco, dentro i nostri sistemi. Penso arriveranno tra un paio di settimane. Intanto pensiamo a fare bene con quelli che siamo qua e poi ci daranno sicuramente la mano.